Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuti alla prima edizione di Venice Noir. La nostra Venezia è alcune volte molto luminosa, delle volte il bacino di San Marco sembra un catino di stelle, ma può essere anche molto noir con la nebbia, con i nostri intrico di calli, non sapendo che cosa succede dietro un angolo, per cui questa città si presta a fare il primo festival internazionale sull'argomento. E devo dire che l'Ateneo Veneto, come sapranno molti di voi, è molto noir, perché in queste sedi nel 300 e nel 400 le confraternite si occupavano di accompagnare alla buona morte i condannati. E sul soffitto che vedete qui di Palma al Giovane c'erano le modalità, e quindi le preghiere, le elemosine, per fare in modo che questi condannati a morte potessero guadagnare il paradiso. Infatti lo vedete che ci sono degli angeli che appena viene detta la messa, gli angioloni scendono e portano. Quindi anche questo luogo, la scuola dei picai, ovvero degli impiccati, è un luogo molto noir. Lascio la parola ora a Marco Vidal di The Merchant of Venice, che è stato l'ideatore, il promotore e l'organizzatore di questo festival. Dico Merchant of Venice, ma anche dico Libreria Studium, perché abbiamo iniziato la nostra collaborazione quando lui ha fatto riemergere la libreria Studium, e quando si apre o si rinnova una libreria è sempre una grande festa per le città. Quindi buon festival Venice Noir, a te la parola Marco. Grazie Presidente, grazie Antonella di queste bellissime parole e di l'ospitalità in questo luogo così significativo. È una giornata veramente emozionante per noi, perché abbiamo lavorato in tutti questi mesi per creare questo festival, questa prima edizione di questo festival internazionale che vuole portare veramente il meglio che noi siamo riusciti a raccogliere in questi anni proprio sul tema del noir, del giallo e del thriller a livello internazionale. In realtà è stata poi un'iniziativa che è sorta dall'incontro con degli autori inglesi che sono residenti a Venezia o che frequentano molto Venezia, perché è un luogo di forte ispirazione per il genere, e questi autori si sono riferiti alla libreria Studium come punto di riferimento, tanto poi che nel tempo noi abbiamo organizzato con loro diverse presentazioni che hanno destato un enorme successo, fino a poi insieme a loro e insieme anche a te Antonella, un comitato scientifico a cui partecipano delle persone, degli intellettuali e delle persone di cultura della città di Venezia, poi siamo riusciti a progettare questo festival e portarlo appunto a questa sua prima edizione, senza poi l'utilizzo di grandi sponsor, grandi sostegni o grandi squadre, ma con la passione di proporre a Venezia un appuntamento che vogliamo che venga ogni anno riproposto e possa crescere e diventare un punto di riferimento internazionale per il genere della letteratura noir e thriller. E già oggi, che abbiamo aperto alle 3:30 con Ian Rankin, quindi uno dei nomi più grandi al mondo proprio del giallo, abbiamo avuto una partecipazione straordinaria e di persone che sono venute da tutto il mondo, dall'America, dall'Inghilterra, da diverse città italiane, per seguire questo festival, a riprova che l'abbinamento tra questo tema e questa città, che nel mese di novembre è veramente significativa nelle sue scenografie, è vincente. Quest'anno abbiamo 3 giorni di appuntamenti, oltre alle presentazioni frontali abbiamo una serie di attività ed iniziative come il giro gondola noir, il cocktail con gli autori, le cene con gli autori, e che andranno a animare questo fine settimana fino a domenica,
quando dalla domenica mattina avremo il premio Venice Noir. Anche questo con il comitato scientifico abbiamo deciso di portarlo già dalla prima edizione, dove premieremo appunto un autore per la sua carriera con un premio meraviglioso che è un pugnale in vetro disegnato da una grande artista internazionale e realizzato da Baroviere Toso, quindi un'altra eccellenza veneziana. Ma adesso è il momento di presentare i nostri autori di questa serata e quindi accogliamoli con un grande applauso. Carlo Lucarelli, prego. Massimo De Cataldo, prego. E Alberto Tosofei, che è un grande amico di Venezia, è stato indispensabile per l'organizzazione di questo festival. Grazie a tutti. È una grandissima emozione sul serio, perché non capita tutti i giorni, chiaramente, di avere un bel pubblico così, in un ateneo così bello, con due ospiti così importanti, per in qualche modo aprire, anche se è già cominciato, insomma, ma diciamo in pompa magna, un bellissimo festival come il Venice Noir. E questa sera dialogheremo. Io chiaramente vi offrirò degli stimoli e poi partirà un dialogo. So che i nostri ospiti sono particolarmente ciarlieri e hanno assolutamente voglia di mettersi in mostra con voi questa sera e di farmi fare bella figura soprattutto. Stavo partendo volevo fare una battuta, ma è meglio se me la tengo dopo. Il tema della serata è il noir e il territorio. È abbastanza evidente come il noir, il giallo, il true crime, specialmente quello italiano, abbia una indubitabile componente territoriale, no? È come se ognuno avesse in qualche modo, no? Un po' come i cani, il proprio territorio, come i lupi, dai, facciamo anche più. E su quello lavora, no? Lavora perché ne conosce le dinamiche, conosce in qualche modo le distanze anche morfologiche, e anche se poi, come vedremo in corso di serata, ognuno ha delle passioni, delle specializzazioni, degli interessi che poi va a situare qua e là. E poi non è che Giancarlo si occupi solo di Roma e Carlo solo di Bologna, ovviamente, hanno scritto di tutto. Intanto sarebbe cortesia presentarli, ecco. Però devo dire che è un po' difficile, perché non sono solo degli scrittori. Certo, noi li conosciamo e tutto sommato sono qui questa sera grazie anche ai libri che hanno scritto, e i libri che hanno scritto li hanno portati anche a essere molto di più, no? Sono entrambi scrittori, sono entrambi sceneggiatori, sono entrambi conduttori televisivi, hanno condotto dei programmi, e sono anche autori di fumetti e di graphic novel, in qualche caso anche protagonisti di fumetti, e soprattutto sono entrambi autori di personaggi indimenticabili o di momenti televisivi o cinematografici o di serie indimenticabili che hanno fatto sicuramente e fanno parte della nostra storia, no? E del nostro bagaglio culturale, televisivo, cinematografico, e di una certa maniera di raccontare l'Italia. Quindi diciamo alla mia destra e alla mia sinistra c'è tanta roba, ecco, della storia degli ultimi decenni, senza dire quanti, anzi, che sarebbe forse no. Poi parleremo anche dei libri e dei loro ultimi libri, che non so dove siano in vendita, ma credo che ci siano qui. Però direi di partire proprio dal territorio. Com'è che una persona decide di occuparsi in questo modo così particolare
di racconto di un territorio e di storie che quel territorio riguardano. Pari e dispari ordine alfabetico. Ordine alfabetico chi sarebbe? Te? No, C. Carlo. C. Carlo, va bene, parto io. Ok, parto io. Anche col cognome. No, col cognome Col avrebbe cognome è lui, di- perché De Cataldo, io Lucarelli. Io ero sempre in mezzo a scuola, no? La L sta sempre in mezzo. Parto io, va bene, velocemente. Intanto vorrei ridire io sono già stato qua un po' di anni fa, sempre invitato da Alberto, voglio ridire la stessa cosa che ho detto anni fa, è un posto così bello che noi potremmo anche stare zitti un'oretta e avremmo fatto serata, stare qua a guardarci attorno. Però, allora io credo ci siano un po' di motivi per cui noi ci occupiamo del territorio soprattutto. Siamo scrittori di un certo genere di romanzi, quando scriviamo romanzi gialli, che molte volte sono radicati proprio sul territorio. Il mio scaffale degli autori come me, cioè noi, diciamo tra virgolette i giallisti, è diviso per regioni. Cioè i toscani, i romani, i milanesi, ce n'è uno a parte, gli emiliani, perché ovviamente siamo emiliano-romagnoli, eccetera. E allora uno si chiede perché. Per me ci sono 3 motivi. Uno è questo, e mi ricordo di averlo sentito al primo dibattito che ho sentito prima ancora di cominciare a pubblicare, no? Quando scrivevo e avevo un romanzo che era in visione dagli editori, e quindi era andato a un dibattito su questo, il giallo, eccetera, e sento Pino Cacucci, scrittore di romanzi gialli bolognesi e non solo, Lorenzo Marzaduri, che dicono: noi siamo quelli che nominano le strade e gli alberi. Perché? Perché noi scriviamo storie talmente strane, talmente astruse, poi in realtà accadono tutti i giorni, però nella nostra fantasia, nella nostra immaginazione sono così strane, che se non le agganciamo a qualcosa di vero e di concreto, I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe, è una storia incredibile, no? Che quando la leggete dite: ma cos'è questo? Un romanzo di una favola? No, perché? Perché è avvenuto nella Rue Morgue. Ah beh, allora noi, diceva Cacucci, siamo quelli che nominano gli alberi. Un delitto incredibile, stranissimo, una coincidenza di fatti, una serie di cose che voi dite: ma questa è fantasia, sono avvenute in via del Passero numero 21 a Bologna. È una via che abbiamo inventato e che usiamo sempre quando facciamo Cogliandro. E in una casa che ha davanti un platano. Oppure Ecco, allora abbiamo bisogno di agganciare questa storia incredibile a qualcosa di veramente concreto. E il concreto è il nostro territorio, che si aggancia ad un secondo motivo, che è questo. Noi siamo quelli che raccontano le contraddizioni della società. Noi raccontiamo quelle piccole cose che non vi aspettereste, che non ci aspetteremmo. Noi andiamo in città in cui ci perdiamo, e in quelle città, quando ci perdiamo, scopriamo qualcosa di diverso. Non potremmo farlo per una città che non conosciamo. Giorgio Scerbanenko, durante il periodo fascista, quando era proibito scrivere romanzi gialli ambientati in Italia, ambientava i suoi gialli a Boston, ed erano bei romanzi perché lui era bravo, però non è che mettesse in scena le contraddizioni di Boston. Poi vai in Italia e ti scrive un romanzo ambientato a Milano che si chiama I milanesi ammazzano al sabato, dove c'è un tizio che ha fatto una cosa e la polizia gli dice: ma scusi, ma perché ha aspettato tutta una settimana per fare quella cosa? E lui dice: perché io lavoro, durante la settimana lavoro. E questo è proprio il distillato di un certo modo di pensare, di una mentalità, di un periodo storico. Se non ci vivi lì, non lo puoi fare così. E così noi siamo quelli lì, dobbiamo conoscere quel territorio. A me piacerebbe moltissimo ambientare un romanzo, non so, nella Roma di Giancarlo De Cataldo, ma non sono in grado, lo sa fare lui. Devi conoscere i posti, il che non vuol dire che uno che viene da fuori non può scrivere un romanzo su Bologna, per esempio, ci mancherebbe, ma è che devi avere una conoscenza molto concreta delle contraddizioni di quel posto. E la terza cosa è che noi purtroppo viviamo in posti che dal di fuori sembrano meravigliosi, ma cosa volete che succeda a Bologna? Quando Loriano Machiavelli scrisse il primo romanzo giallo ambientato a Bologna nel 74, Ombre sotto i portici, gli editori dissero: a Bologna, un romanzo giallo, ma non è credibile. E qui si aprono 2 cose. Primo, Machiavelli disse: aspettate e vedrete. E io parlo di una città, Bologna, in cui nel 1980 salta per aria la stazione, c'è la banda dell'Uno Bianca, ci sono i delitti, no, come Francesca Linovi. C'è una cronaca nera che purtroppo ci autorizza a scrivere la metà oscura di una città, di un territorio, ancora di più se questo territorio viene considerato bello, tranquillo e senza problemi, perché questo è il contrasto molto bello che noi facciamo.
E quindi alla fine i motivi sono questi. Siamo autorizzati a farlo, è strano farlo, è un posto giusto in cui perderci e dobbiamo conoscere quel luogo. Ecco perché siamo DOC o DOP, no? Proprio come il vino, cioè siamo prodotti in quel luogo lì. Ma io sono... naturalmente d'accordo con Carlo, perché noi diciamo che pratichiamo il noir, il giallo, il crime. In Italia apparteniamo a una specie di compagnia di happy few, cioè ci conosciamo tutti, scriviamo cose insieme. Con Carlo abbiamo partecipato a 3 antologie in comune, no? Crimini italiani e Sbirre. E sempre questo aspetto territoriale è stato molto enfatizzato. Aggiungerei a quello che dice Carlo il fatto che l'Italia è un paese frastagliato, è il paese dei 1000 borghi, il paese in cui la stragrande maggioranza della popolazione vive in dei piccoli centri, nella cui provincia, che si vuole diciamo sana, immune, eccetera, si commettono poi delitti peggiori, ma è anche il paese in cui le città, Roma, Milano, Bologna, Cagliari per esempio, appartengono a origini, discendono da origini territoriali, geografiche, storiche, culturali, etniche, persino linguistiche molto diverse. Quindi siamo un paese fondamentalmente meticcio, lo dico con grande piacere e con grande orgoglio, ma nello stesso tempo di grandi identità. Allora, nelle grandi identità ognuno racconta l'identità, come diceva Carlo, che meglio conosce, ma nello scavare dentro questa identità si può concedere uno scavo a sua volta dei personaggi, dell'identità culturale della città, che non è, o della campagna o della provincia, che non è soltanto... Qui ha ragione lui, noi diamo i nomi agli alberi e alle strade, però non è come in certe narrazioni che ci vengono da altre parti, una specie di Wikipedia del territorio o una Lonely Planet in cui ti dice al Civico 24 c'è un bacaro dove si mangia meglio che un altro posto. No, il tentativo, che poi in Europa è stato quello di Simenon, quello di Vasquez Montalbán, di dare un'anima a queste pietre, a questi palazzi, a questi contorni, a questa storia, a questa tradizione anche. E per darla ognuno ha il suo territorio di riferimento. Certo, è divertente anche andare in trasferta. Se io dovessi scrivere una storia ambientata a Bologna, non racconterei la storia dal punto di vista di un bolognese, racconterei la storia dal punto di vista di un terrone trapiantato a Roma che va a Bologna e quindi scopre che insomma il punto di vista del newcomer, dell'osservatore, dell'angelo viaggiatore, se vogliamo, è sempre un punto di vista interessante. E io a questo aggiungerei anche il fatto che questa varietà territoriale, questo modo variegato di essere che influisce anche sulla psicologia e sull'attività degli eroi che noi raccontiamo, no? Cioè Montalbano va a mangiare tutti i giorni nella sua trattoria e si fa una boffata di sarde, si lecca i baffi con le triglie, ci mette 2 ore a riprendersi dal chilo postprandiale, eccetera, perché è avvigata. A Milano Montalbano lo sbattevano fuori dalla mobile dopo 20 minuti, perché a Milano si mangia in piedi come i cavalli, diciamo. Oppure, tanto per dire, un altro scrittore che a me piace molto, Flavio Santi, che è friulano, no? C'è questo commissario che fa le indagini affettando San Daniele e bevendo Merlot. È difficile da trovare in un'altra realtà, no? A Bari per esempio, dove c'è l'avvocato Guerrieri, è difficile. Tutto questo messo insieme crea una pluralità di scuole del crime italiano che si sono nel corso del tempo caratterizzate, assestate, che hanno, anche se permettete un po' come dire di autocelebrazione rispetto a tante esperienze del crime europeo, americano non ne parliamo perché stanno in crisi, cioè riproducono modelli, sono diventati un po' noiosi, insomma, gli autori di nuova generazione. Però insomma, tutto questo crea una particolarità, diciamo, un marchio appunto non solo del territorio, ma messi insieme di tutto il crime italiano, e questo mi rende molto orgoglioso. Posso aggiungere? Certo.
senza esautorarti, per carità, è che mi era venuta in mente una cosa intelligente, poi pensavo se non me la chiede poi me ne dimentico, e ogni tanto mi succede, no, che si legava proprio a questa cosa qui, il fatto di avere questo panorama, questo mosaico, che si basa soprattutto su un racconto della verità, fa in modo che le storie che noi raccontiamo diventino credibili, anche quando non sono accadute o non accadono in quel territorio, ma da lì, come hai detto tu, prendono anima. Noi facciamo ipotesi possibili della realtà, di quello che potrebbe accadere molte volte. Ed è quello che fanno tanti autori, ma lo devi fare ancorandoti su alcune cose. Faccio un esempio: io ho un intero scaffale con i colleghi scandinavi, no, del nord, bravissimi, mi piacciono tutti. Ho uno scaffale intero di islandesi, soprattutto di uno che non saprei mai pronunciare il suo nome, Arnaldur, eccetera. Io lo chiamo Arnaldo, e va bene, l'ho conosciuto. Ma veramente ne pubblica tipo 3 all'anno, ma tanti, belli, grossi così. A un certo punto gli ho detto, Arnaldo, ma in Islanda, cos'è Reykjavik? Sì, la confondo sempre con Eschi, a Reykjavik, quanti morti ammazzati, quanti omicidi ci sono all'anno? E lui mi ha detto uno, gli ho detto, uno, non c'è neanche la squadra mobile, se ne occupano i vigili urbani, io penso. Mi ha detto quest'anno siamo andati un po' male, 4. Dico, allora gli ho detto, però sono bellissimi, credibilissimi, perché? Perché sono ancorati a quella verità che ti dà un'anima di quello che non è accaduto, ma potrebbe accadere perché c'hai il freddo gelato, la solitudine, il silenzio, il buio, benissimo. È la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Noi, per esempio, della cosiddetta scuola bolognese, siamo riusciti a crearci una città credibile, perché se voi prendete solo Bologna, e in effetti prendete la cronaca nera di Bologna, insomma siamo ai livelli dell'Islanda, 4 forse, e in certi momenti, perché in altri momenti, per carità, però ora io dovrei dire, ma se prendete le mura di Bologna, dove una volta ho sentito lamentarsi i cittadini con la polizia per un marcato intervento perché c'era un cane di un pancabestia che aveva fatto i suoi bisogni in piazza e la polizia non era intervenuta. Ora, una città in cui ti lamenti di un mancato intervento per la cacca di un cane è meravigliosa, fosse così il mondo. Però noi ci siamo inventati la città-regione, che è quella di Pier Vittorio Tondelli, no? Quando diceva noi siamo gente che lavora a Bologna, dorme a Modena e va a ballare a Rimini. Ecco, in questa Los Angeles, allora i meccanismi che noi vogliamo raccontare sono credibili e riusciamo a creare, no, la nostra Islanda piena di robe. Poi purtroppo viene a scoprire dopo un po' che un po' delle cose che abbiamo raccontato, che sembravano incredibili, sono vere, sono accadute. Tu le hai messe in scena, magari in Coliandro, tanti anni prima e poi, adesso sono sul giornale. Perché noi mettiamo in scena ipotesi possibili della realtà. E poi noi abbiamo un grande vantaggio, adesso poi mi taccio, Guardate, cioè abbiamo un grande vantaggio, mi sto divertendo un sacco. Un noir scandinavo è al 99% un noir di neve, uno brasiliano è un noir di mare. Cioè, uno turco è un noir di collina. Noi ci abbiamo tutto, il mare, la neve, la collina, perché il nostro territorio ci consente di raccontare tutti i crimini, dall'alta montagna fino alle grotte siciliane. Quindi No, vai. Vai. Allora, il piede sinistro di Byron. Esatto, un senso alla mia presenza qui soprattutto. Stiamo parlando del territorio, un romanzo o una serie, no, che è ambientata in un territorio ha sicuramente bisogno di personaggi, ovviamente. E comincio con te, poi passo a Giancarlo, ne ricordo solo alcuni perché sennò diventiamo matti, ma Coliandro che hai, no, l'ispettore Coliandro che hai appena nominato, il commissario De Luca, l'ispettrice Grazia Negro, e più recentemente il commissario Marino in Bella Bissina, e poi invece parleremo anche più tardi, fra un pochino, dell'ultimo romanzo. Ma intanto sono personaggi assolutamente molto diversi tra loro, no? Molto ben delineati e capaci ovviamente di muoversi nel loro territorio. E come avviene questa scelta? Come procede il tuo rapporto con i tuoi personaggi, quanto è difficile abbandonarli, volergli bene? Che bella domanda, infatti. Allora, parto dalla fine.
parto dal rapporto, i personaggi volergli bene e abbandonarli. A me i miei personaggi non piacciono, ma proprio no, mi stanno anche antipatici, devo dire. Non è che ho un affetto nei loro confronti, ho un senso di tenerezza, ma molte volte un senso di insofferenza e di rabbia. Li ho scelti apposta perché sono diversi, non sono io. A parte che sarebbe inutile, no? Collocare me con tutte le mie emozioni e le mie idee dentro una storia nella quale non c'entro niente. Sono persone che hanno fatto delle scelte, fanno delle cose, io mi confronto con loro. Il commissario De Luca non sono io, non ha le mie cose. È un personaggio che secondo me racconta, spero che racconti un certo modo di essere italiani in un certo punto della nostra storia, e io mi confronto con lui, mi interessa, voglio sapere perché ha fatto certe scelte o non ha fatto scelte, che è il suo problema. E cosa fa adesso che è arrivato in quel momento lì? Mi confronto e poi magari la mia domanda intima è: io cosa avrei fatto al suo posto? Sarei stato anch'io lì dove è finito lui oppure avrei fatto diversamente? E ci ragiono. Ma non mi piace, non sono io. Con alcuni personaggi come lui, il commissario De Luca è un personaggio che viene dalla polizia politica del periodo fascista e sicuramente si è ritrovato invischiato in cose molto brutte e sta cercando di sopravvivere a quelle cose per non pagarne le conseguenze. Pur essendo un personaggio che è il poliziotto del romanzo giallo, attratto dalla verità, dalla scoperta della verità. Quindi è il commissario Maigret in una brutta situazione. Ecco, lui e altri personaggi, molte volte ti basterebbe poco, no? Aggiungergli quella parola per salvargli l'anima. Il mio commissario De Luca si ritrova in un certo punto in cui deve chiedere una cosa al suo collega tedesco durante l'occupazione di Bologna e in quel momento stanno impiccando, cosa veramente accaduto, una serie di partigiani alla Croce di Casalecchio. Il commissario lì e deve parlargli e ci sono questi. Mi basterebbe farlo piangere e già sarebbe un'altra cosa. Oppure fargli dire al suo collega: ma scusate, ma proprio così dovete fare? No, il commissario, che siccome non può guardare, si gira dall'altra parte e gli fa la domanda senza guardarlo. Vedete? Bastava poco. Uno dei miei personaggi, Grazia Negro per esempio, che è un personaggio che mi piace, ma mi sta un po' antipatico anche lei. A un certo punto, quando il suo ex, che sono stati amanti, innamorati, persi, per tutto il primo romanzo, Almost Blue, nell'ultimo della loro saga, cioè l'ultimo in ordine di tempo, lui gli dice: ma tu mi hai mai amato? Si sono lasciati. E lui si vede che l'ama ancora, anzi è rinchiuso in se stesso, e gli dice: ma tu mi amavi? E lei se gli dicesse sì, oh dai basta, no, gli risponde: amarti, mi ero innamorata. Porca miseria. Quando gliel'ho fatto dire ho detto: scusate la parola, brutta stronza, però accidenti, ma potevi dirgli così? Vale anche a rovescio, non è che sto dicendo una cosa patriarcale, avrei detto la stessa cosa di lui. Ma perché non glielo dici? No, perché non ci sta nel personaggio. E quindi c'ho un rapporto così, io ti guardo, tu fai delle cose, fai delle scelte, alcune non mi piacciono, sono le tue, prego vai avanti così. Scusa se ti interrompo, ma è ragionata questa cosa oppure No. lei ti prende proprio la mano? Cioè No, è lei che... prende lei, perché io vado avanti, costruisco il personaggio di lei, costruisco il personaggio di lui si ritrova in quella situazione, si ritrovano assieme dopo tanti anni, nel mio caso 30 anni, però per fortuna i personaggi non hanno l'età anagrafica degli scrittori, ma dopo un po' di anni si ritrovano lì presi nella stessa situazione. E però lei è così, Grazia, è una molto diretta, non ti dice una balla perché ha voglia di dirti una cosa, in quel momento sta pensando ad altro, c'è un serial killer che li vuole ammazzare, insomma, ci avrà altri pensieri e gli dice: mi spiace ragazzo, è così la vita. Ma non è venuto perché l'ho scelto, non è che ho scritto, io scrivo le storie nei post-it, no? Gli anticipi delle storie, non è che c'è un post-it con Grazia Negro gli dirà, no, arrivo lì e fa così. Allora da quel punto di vista io ho quel tipo di rapporto. Poi la scelta dei personaggi, ci sono delle storie che a me vengono in mente, che vorrei raccontare e deve arrivare qualcuno a raccontarmele. A volte è il commissario De Luca, l'Italia in quel periodo lì ed era lui giusto. Il commissario Marino è un altro personaggio simile, sempre nell'Italia durante la guerra, personaggio totalmente diverso, però è quella cosa lì. Quando ho scritto Falange Armata col primo romanzo di Coliandro per esempio, l'ho scritto perché io sono un quasi bolognese, sto lì vicino, e negli anni 90, cioè prima poi andavo all'università, per me Bologna era la Bologna dell'università, stavo a Faenza, prendevo il treno, andavo a Bologna, o se no ci rimanevo anche la sera con il mio amico Marcello Fois e altri in giro per le osterie. Bologna era la città delle 3 T,
scusate se lo dico così, torri, tette, tortellini, si diceva così, no? Cioè una città, e cosa vuoi che succeda a Bologna? E poi improvvisamente la banda della Uno bianca, una delle cose più incredibili mai accadute in Italia, tutta lì, a Bologna, con poliziotti come protagonisti. James Ellroy non se la sogna una storia così. Allora io la voglio raccontare, contraddizioni. Chi me la racconta sta storia? E viene avanti un tizio che si chiama Ispettore Coliandro. Però vedi, lì c'è quella scelta che hai detto tu. Ci vuole qualcuno che arriva e te la racconta da un certo punto di vista. E se tu non hai esattamente quel punto di vista, è uno che viene da fuori, perché quello che viene da fuori si perde. Lui dice, faccio un romanzo di Bologna, di uno che viene dal sud e che è stato a Roma. Coliandro non è un bolognese, è uno dei personaggi, hanno fatto dei sondaggi, ha avuto un gran successo, no? È uno dei personaggi che più rappresenta Bologna. Hanno detto, chi sono i due personaggi che rappresentano Bologna? Balanzone e Coliandro. Grande, non è bolognese Coliandro. Coliandro nei miei romanzi è di Lecce. E invece in TV è fatto da Morelli, Giampaolo Morelli, che è napoletano. Questo significa che è ultra bolognese, perché Bologna è una città di, come tu dici, meticcia. Bologna è il tortellino, no? È una membrana, no, che rinchiude un sacco di carni diverse. Ma non solo. Coliandro, lui, è uno che si può perdere a Bologna, non è il solito bolognese nato a Bologna che dice la Bologna di una volta. No, Coliandro la Bologna di una volta non esiste, è la Bologna di oggi. Quindi io vado a cercare personaggi a volte che mi raccontano storie venendo da fuori, come sono io, loro da un altro punto di vista, e insieme ci perdiamo lì dentro. Poi tu dici la longevità. Io so per esperienza che non porta bene ammazzare i propri personaggi, perché tutti gli autori che l'hanno fatto sono morti subito dopo, quindi lasciamo stare, e soprattutto poi ti viene la voglia di dire vabbè, ma potresti anche tornare. Ci sono personaggi però di cui ho scritto la storia che sono sicuro che non torneranno, perché hanno proprio finito quella storia lì, la loro voce si è conclusa lì, non credo arriverà mai un'altra storia, però anche questo è un caso. Grazie. Adesso ti faccio la stessa domanda, ci arrivo con un piccolissimo, come dire, mio passaggio personale. Io, per chi mi conosce, ho alle spalle moltissimi saggi e un romanzo, che però è un giallo, colpa anche loro peraltro. Rispetto ai personaggi, io nel mio primo romanzo avevo una specie di comprimario che è la vicina di casa del mio protagonista, che è la vecchia veneziana, più classica, proprio che è cattiva e forte, no? Ecco, la conoscono. E lei, no, a un certo punto, lei doveva essere una che guardava dalla porta quando lui entra, esce così. A un certo punto, mentre scrivo, questa esce dalla porta e si prende tutto lo spazio, come ogni proprio classica vecchia veneziana, e inizia a parlare. Inizia a dirgli cose, a fare, a interloquire, ma io non l'avevo previsto. E sul momento mi sono anche un po' spaventato, nel senso che ho detto, oddio, no? C'è questa dissociazione tra ciò che vorrei fare e ciò che sto facendo. Ecco. E poi appunto ho scoperto che è uno dei possibili meccanismi e mi sono messo più tranquillo. Ripasso, prima nomino un po' di personaggi, pochini così, ma proprio un total, nel senso che allora abbiamo personaggi che abbiamo conosciuto e amato o odiato tutti, come il Freddo, il Libanese, il Bufalo, il Dandy. Passiamo che io lo sai, mi piace molto, c'è Manrico Spinori, che è magistrato e melomane, e qua devo dire che forse qualcosa di Giancarlo De Cataldo può esserci, che magari non c'è in tutti i personaggi di Carlo, quindi c'è anche una differenza nella scelta, no? E nella caratterizzazione dei personaggi. E poi fra un attimo passiamo a Paco Durante, così apriamo la terza fase della serata, però prima i personaggi. Ma intanto fortunatamente posso dire una cosa, diciamo, posso diversificarmi da Carlo, perché non sembra sempre la pensiamo allo stesso modo, vediamo l'Italia e il giallo allo stesso modo. No, io amo i miei personaggi e do ai miei personaggi un pezzo di me sempre, in questo mi riconosco e commetto degli errori tragici, tipo uccidere il libanese a pagina 142 di Romanzo Criminale, è stato l'errore più grave della mia vita. Se fossi più esperto e tornassi a scriverlo adesso me lo porterei avanti per 6 romanzi, anzi dello stesso Romanzo Criminale farei 3 o 4 romanzi più agili,
piuttosto che un romanzone monumentale, ma questo lo dico adesso scherzando, perché quando ho cominciato a scrivere il romanzo criminale, che è il libro che mi ha fatto conoscere, e quando poi ho finito di scriverlo c'erano molte perplessità in casa editrice, per esempio, no? Cioè dicevano, ma raccontare gli anni 70, ma gli anni 70 non interessano a nessuno, errore. Fare i nomi, ma i nomi non si possono fare, errore. Mancanza di coraggio, diciamo. E poi introdurre elementi politici in una storia criminale, errore. E poi c'era molta violenza, errore. No, ha funzionato tutto. Anche la battuta famosa di un dirigente editoriale che dice, vabbè, facciamoglielo pubblicare, tanto il contratto l'abbiamo fatto, ma poi non venderà una copia. E questo è stato, diciamo, una grande pacca sulla schiena. Una volta ho incontrato in un romanzo che si chiama Nelle mani giuste un personaggio talmente orribile che ha fatto schifo anche a me stesso. Avevo programmato di farlo ferire in un agguato, ma ho deciso di ucciderlo alla fine, cioè nottetempo si è presentato in sogno il buono del romanzo e ha detto, scusa, ma perché questo bastardo deve, cioè, ma ammazzalo. E quindi questo personaggio che si chiama Stalin Rossetti a un certo punto è stato eliminato. Il continuo invece è il mio, cioè Manrico Spinori, che è protagonista di una serie, appunto, Cadavere in cucina, Il volo del calabrone, eccetera, magistrato melomane, ha due grandi caratteristiche mie, cioè una grande passione per l'opera lirica. Tra l'altro una delle ultime volte che sono stato qui a Venezia è stato perché al Teatro Malibran davano un'opera di cui avevo scritto il libretto, un'opera per bambini, Acqua profonda, le musiche di Giovanni Solli, ma era bellissimo, facevano tutti questi gnappetti piccolissimi che si eccitavano sentendo l'opera lirica, una cosa bellissima, e ne faremo un'altra l'anno prossimo a gennaio qui, proprio qui a Venezia. Faccio autopromozione, diciamo. Manrico Spinori ha questa grande passione, poi è uno completamente estraneo ai social, cioè lui non ha nessuna vita di relazione pubblica, non frequenta Instagram, siti, TikTok, balletti, mazzi, eccetera, eccetera, vari. Quindi questo, diciamo, è molto boomer, anche se il personaggio è più giovane di me, di qualche anno, però è anche un libertino, cioè ha una donna in un'avventura in ogni romanzo. Anche questa è stata una scelta di testa, che in genere i nostri personaggi sono cupi, controversi, hanno la vita rovinata da una scelta sentimentale sbagliata, famiglie alle spalle distrutte perché il loro impegno spasmodico nel lavoro li ha allontanati. Allora il figlio dice: dove eri papà quando io per la prima volta affrontavo l'esame? Non c'eri mai. E quindi ha ragione mamma che ti ha lasciato, e lui che piange dice: no mamma. Qui c'è un'aria, una cupezza tremenda. Io a un certo punto ho fatto una riflessione e ho detto: sono pieno di amici e amiche single o divorziati che se la spassano tantissimo, vivono benissimo, non hanno nessun desiderio di fare del male all'ex partner, si sono ricostruiti una vita e hanno anche dei figli con i quali hanno degli ottimi rapporti. Quindi in un'ideale statistica, visto che è stato sempre tanto raccontato il poliziotto o la poliziotta controversi con la vita distrutta, perché non raccontare un pubblico ministero che fa surf leggermente sulla superficie dell'esistenza, con una vena di malinconia se vogliamo, ma in modo molto leggero. Questo mi ha fatto iscrivere la serie di Manrico Spinori all'ultima tendenza, che è quella del cozy crime, cioè il giallo carino, che ho trovato, devo dire, molto divertente sia a scrivere che a leggere, e che mi permette di raccontare un po' anche delle mie esperienze nella giustizia in modo non plumbeo. Quindi questo Manrico è un personaggio che io amo, del quale sono molto innamorato. In tal senso c'è anche, no, un'altra differenziazione. Carlo dice: noi anticipiamo dei temi in qualche modo. Per te c'è invece anche un racconto di vissuto e di fatti che sono oggettivamente avvenuti, anche se poi vengono per forza, no, in qualche modo edulcorati, rielaborati. Sì, qui abbiamo un problema, Alberto, noi abbiamo un problema e dobbiamo, Carlo e io lo dicevamo oggi a pranzo, anzi dal baccaro, a cicchettare, perché pranzo è un'espressione, diciamo, un po' eccessiva per quello che abbiamo, il piattino di assaggi di baccalà di oggi.
Scrivere un giallo oggi, con l'invadenza delle strumentazioni tecnologiche, con la qualità investigativa, in un paese che ha una percentuale di risoluzione dei delitti di sangue, omicidi, superiore al 91%, e che in alcune aree tipo Roma rasenta il 100%, è un'impresa ardua. È un'impresa ardua. Cioè è complicatissimo, mentre le storie di un tempo potevano essere anche più larghe da questo punto di vista, abbracciare una maggiore, se volete, ariosità del racconto. Oggi siamo costretti a rispondere ad alcune domande molto precise: la scienza, la tecnica, il DNA, i flussi informatici, i tabulati telefonici. Io confido che le prossime riforme ci daranno una mano in questo senso, tagliando le ali e le mani alla magistratura e ai poliziotti, in modo che possiamo tornare a scrivere dei gialli come si deve, nel senso che dice: ma nel cellulare c'è il segreto dell'omicidio, non lo possiamo sequestrare. Allora potremmo forse divertirci un po', tornare a scrivere come si scriveva negli anni 60 e 70. Quindi questa difficoltà ci condiziona anche nel rapporto con i personaggi, secondo me. Gli americani, alcuni americani, penso a Michael Collins, che sanno benissimo come padroneggiare questa materia, hanno una soluzione geniale. Nella polizia o nella procura c'è sempre un delinquente venduto. Quindi quando tu hai un protocollo di prove che ti permetterebbe di inchiodare il Lucarelli o il De Cataldo della situazione, c'è sempre un figlio di buona donna che ha truccato le carte, e quindi la narrazione va avanti. Ma se tu vuoi essere realistico, come realismo impone nel nostro canone narrativo, il giallo si risolve in genere nelle prime 8 pagine. E allora tocca fare i salti mortali, inventare delle cose completamente diverse. Ma Enrico Spinori è uno che si diverte anche a raccontare un po' la giustizia vista dall'interno. È un piccolo sguardo leggero di uno come me, che ha fatto il magistrato per 40 anni, fuori da dibattiti plumbei, da contrapposizioni, eccetera, ma per far sentire un po' quel profumo che abbiamo respirato, che io almeno ho respirato negli ultimi anni della mia vita, o per tanti anni della mia vita. Mi riaggancio e continuo con te prima di tornare da Carlo, e così parliamo del tuo nuovissimo romanzo. Oggi è il 14, è uscito 3 giorni fa, quindi è un'assoluta chicca, anche se non è vero. Di che è il primo luogo in cui lo presenti? Sì, è il primo luogo questo, è la prima uscita pubblica, sì, è il primo luogo, nel senso che ci sono state delle interviste, delle cose, però insomma è la prima volta che parlo di questo Quindi romanzo. il Venice Noir ha questa assoluta primizia. Assolutamente. Una storia sbagliata. Una storia sbagliata, come la canzone di De André. Ne facevamo cenno un attimo fa. C'è un nuovo personaggio, Paco Durante, vice commissario della squadra mobile, ne parlavamo oggi, no? Dal mio punto di vista, un romanzo criminale rovesciato, nel senso che è visto, no, dalla parte dei buoni, tra virgolette, e ripercorre un certo periodo della storia italiana. E qui entriamo appunto nella terza fase, no? Territorio, personaggi, tempo di narrazione. Storia. Carlo ha raccontato l'Eritrea, l'Abissinia, il fascismo, io ho raccontato il Risorgimento, e poi sono tornato adesso con questo romanzo agli anni 70. Gli anni 70 sono per me incredibilmente attrattivi per 2 motivi fondamentali. Uno, nobile, perché è la stagione nella quale si è deciso tutto il futuro del nostro paese. Tantissime premesse di quello che noi siamo adesso sono state gettate in quegli anni a un tempo di formidabili utopie, ma anche di grandi tragedie. I primi anni 70 sono anni di grandi riforme, di grandi trasformazioni sociali. I secondi anni sono gli anni di piombo, come se un ipotetico sceneggiatore avesse deciso che le cose stavano andando troppo bene, si andava troppo verso il progresso in Italia, bisogna fermarli questi qua in qualche modo. E uno dei modi è stato anche quello di favorire la diffusione dell'eroina, che ha, diciamo, tagliato le gambe a una generazione. Questo è l'oggetto di questo romanzo. E poi c'è un motivo sentimentale e personale. Avevo 20 anni.
e chi non ricorda con una nostalgia struggente sia ciò che ha fatto che ciò che avrebbe potuto fare e non ha fatto, le famose amo le rose che non colsi, no? Allora Paco Durante è un poliziotto giovane, come c'erano dei ragazzi in quegli anni, è uno che crede di poter cambiare le cose dall'interno, frequenta luoghi che io frequentavo quando avevo 20-22 anni a Roma, cioè delle strane situazioni, delle strane feste. Oggi nelle feste promiscue si tira coca, si sballa e si tromba, per dirla diciamo in modo elegante, come ci raccontano tutte le serie televisive. Allora si mescolavano ambienti, ma il grande tema era la politica e la trasformazione. Quindi a Roma c'erano luoghi, salotti, eccetera, in cui il finanziere, il faccendiere italo-americano, l'aspirante terrorista, il politico, il ragazzotto, il poliziotto, l'attrice si incontravano. Era un mischione forse unico nella storia italiana, in cui tra l'altro saltavano le distinzioni di classe, le differenze, c'erano le contesse che si fidanzavano con i sottoproletari. Insomma, è stata una stagione, ecco, quella stagione rutilante vive in questo racconto e, come dice giustamente Alberto, è un po' il rovescio di Romanzo Criminale. Io l'avevo già lambita questa storia in un romanzo che si chiamava Io sono il libanese, perché in Io sono il libanese c'è tutto un pezzo in cui il libanese si fidanza con una ragazza ricca e quindi entra in questi ambienti dove pure io a suo tempo entrai, nei famosi artisti che organizzavano serate trasgressive e via dicendo, e li guarda con lo sguardo del coatto. Oggi questi ambienti li ho raccontati, guardati, dallo sguardo di uno dello Stato, ma di uno dello Stato che continua a crederci. Io, vedi, a differenza tua nei confronti di Grazia Negro, io empatizzo molto con Paco Durante, simpatizzo molto con alcuni dei miei personaggi, gli do dei tratti miei, mi riconosco, però Marico Spinori a un certo punto ha bussato alla mia porta e ha detto: scusi, mi chiamo Marico Spinori, sono un uomo elegante, molto bello, secondo alcuni rassomiglio a Marcello Mastroianni, sono diverso da lei, se ne faccia una ragione. Io me ne sono fatto una ragione, anche perché io sono monogamo, lui è veramente uno scatenato, elegantemente scatenato. Tutti gli scrittori di noir hanno un personaggio seriale, perché tu no? Eccomi qua. E così è andata. Grazie. Allora, vi dico questa cosa. Essendo Carlo Lucarelli immortale, lui aveva 20 anni nella campagna d'Abissinia, c'era già, e quindi la può descrivere ed ha un sentimento di forte struggimento verso quel tempo. E invece, curiosamente, il suo romanzo del 2025, allora è uscita una serie di racconti, di cui direi tu il titolo perché non me lo ricordo, che sono racconti che lui ha scritto negli ultimi anni e che ha raccolto in un'unica opera, e poi c'è Almeno tu. E Almeno tu è assolutamente ambientato in epoca contemporanea. E il protagonista si chiama Vittorio, è un padre. Lo posso dire perché c'è sulla quarta di copertina, quindi insomma non dico nulla, non vi svelo nulla, insomma, che vi rovini la lettura, che subisce un lutto terrificante, no? E assolutamente devastante, traumatico, cioè la perdita dell'unica figlia adolescente. E questa figlia si palesa a un certo punto, ecco, e gli chiede di fare delle cose. E qua mi fermo. Questa modernità, cioè siamo alla situazione nel tempo, no? Quindi in questa contemporaneità tu ti sei dovuto misurare con cose assolutamente diverse e nuove rispetto al passato, al tuo passato autoriale. Sì, allora mi riallaccio anche con quello che diceva Giancarlo. Questo è un romanzo diverso non tanto perché è contemporaneo, perché ho già scritto anche romanzi contemporanei che però erano dei romanzi noir polizieschi procedurali, diciamo così, se vogliamo andarli, no? Cioè avviene un delitto e poi c'è qualcuno che indaga, investiga e investigando scopre le famose contraddizioni, no, della società, le ipotesi possibili, così via. Colliandro, Grazia Negro.
Poi ho scritto tanti romanzi ambientati nel passato perché appunto avevo 20 anni nel passato, ma nel senso che abbiamo ancora tutti 20 anni nel passato. Se fosse un passato che è passato e fosse vecchia storia, un conto, ma ci abbiamo ancora, ne stiamo ancora parlando, saltano fuori gli stesse radici, gli stessi figli e quindi è presente. Allora, questo qui è diverso come romanzo. Allora, mi riallaccio a quell'altro. Scrivere romanzi procedurali, per esempio, vuol dire con un poliziotto che indaga, un poliziotto istituzionale, come ha detto Giancarlo, è sempre più difficile. Però abbiamo dei modi, no, per uscire da questa cosa, perché tutto sommato la criminologia, cioè quelli che fanno crimini e quelli che investigano su di loro, è come la medicina rispetto alle malattie, si evolvono. Non potremmo scrivere un romanzo come La Cittadella, no? Che io avevo visto, lo sceneggiato televisivo con Alberto Lupo, dove un medico adesso fa quelle stesse cose lì. Non esiste, perché diremmo, scusami, ma c'è quella cosa lì, hanno scoperto, ne sono passati di anni. E quando lo spettatore o il nostro lettore è più informato di noi, crolla quella credibilità che noi abbiamo fatto fatica a costruire. Io vi nomino gli alberi e le strade e poi voi sapete che basta fare un tabulato, un DNA e risolveremo il caso, e io invece no. Quindi questo richiede per forza da parte nostra, ovviamente Giancarlo ce l'ha naturalmente perché è il suo mestiere, una competenza. Io ce l'avevo quando frequentavo la questura, Silvio Bozzi, facevo Blu Notte, eccetera. Sapendo che è vero, la maggior parte dei delitti vengono risolti così. Ovviamente se guardate soltanto Chi l'ha visto e Quarto Grado, che si occupano dei casi irrisolti, ovviamente pensate di no, come molte volte succede con mia moglie. In Italia non li prendono mai, gli dico no, quelli lì. Nessuno va in galera. Nessuno va in galera, è chiaro. Se no, scusate, io facevo Mistero in Blu e poi Blu Notte, mi occupavo solo dei casi irrisolti. Quindi nella mia personale esperienza il 100% dei casi non si risolvono in Italia, grazie, prendo solo quelli. Allora, però noi siamo Dio nei nostri romanzi, e questo è il fatto, siamo la cosa più vicina a Dio che c'è. Se avete un quartiere che è infestato, in senso buono, dalle telecamere, quel giorno lì c'è stata una tempesta magnetica su Saturno, una volta, la volta dopo. E perché noi abbiamo questa cosa, io ci ho pensato, voi potete prendere tutti i casi di cronaca e riportarli periodicamente nelle trasmissioni degli amici che stimo moltissimo, tipo A Chi l'ha visto, perché salta fuori sempre qualcosa di nuovo. Rose Olindo, fine. No, uno ha detto, oddio, e si riapre tutto. E Garlasco, no, c'è un'impronta e si riapre tutto. Dov'è che non si riapre tutto? A casa nostra, nei nostri romanzi. Perché? Perché nei nostri romanzi esiste Dio, cioè una verità assoluta. E chi è Dio? Sono io. Se c'è un'impronta, l'impronta 33 sul muro, che non funziona e non torna più niente, torno indietro e la cancello. Non c'è mai stata, fine. Allora da questo punto di vista, però è difficile, sono d'accordo, anzi è il famoso patto col lettore, no? La sospensione di incredulità. Io ti devo nominare gli alberi, ti devo nominare le strade, però devo anche vivere in una realtà che è la nostra realtà, che cambia perché facciamo un patto. Quel giorno quella cosa non funzionava, quel funzionario era corrotto, il generale tale ha starnutito nel DNA. Ok, hai ragione però, questa roba qui devi riuscire a costruirla in una maniera. Quest'ultimo romanzo non è così, è contemporaneo, però non c'è questa roba qua, non volevo scrivere questa roba, volevo scrivere un romanzo che fosse legato ad una roba che mi facesse star male, perché succede, no? Ogni tanto abbiamo voglia di star male. E vi sarà capitato di aver visto un film che vi ha fatto piangere, che vi ricordava quella cosa là, con quelle cose lì benissimo, poi lasciate perdere e poi un giorno accendete Netflix o quello che volete, c'è quell'icona e lo cliccate di nuovo. Perché ci siete andati? Perché non siete andati a vedere Checco Zalone, bravissimo, o una cosa con Christian De Sica? No, volevo stare male, e io volevo stare male a scrivere un romanzo. Non è che i romanzi che scrivo io di solito siano buoni, però io volevo scrivere un romanzo più cattivo, e così ho preso, stavolta per la prima volta ho preso me. Io non sono quel personaggio lì, è stata l'accensione, poi sono cambiato, è cambiato tutto, non ho quell'esperienza. Però volevo prendere una roba che facesse paura e desse fastidio a uno come me, cioè a un genitore. E quindi io ho preso le due cose che fanno più paura a un genitore, come hai detto, quando i carabinieri suonano alle 2 di notte e quando capisci qualcuno, immagini, pensi che il rapporto, in questo caso del mio personaggio, con la figlia non è quello che credevi di avere, neanche quello che volevi credere di avere. Ecco, ho preso queste due cose qua, me le sono prese io, ci sono stato malissimo,
e ho scritto le prime 60-40 pagine, ci ho messo un sacco di tempo, veramente insopportabili per me. Lo dico e aggiungo sempre anche, io ho scritto anche un sacco di altri libri tutti diversi, e se non volete leggere quello, se volete ne avete altri, però quello era così. Dopo mi sono chiesto perché diavolo sono dovuto stare così male per partire, perché ad un certo punto, questo lo posso dire, l'unica cosa che sapevo nella trama del mio romanzo è questo: quando un padre sta malissimo, ma così male che non c'è più speranza, il giorno che si addormenta sul letto della ragazzina e tutte ste robe che mi hanno dato un fastidio perché ci vedevo le mie di figlie che sono adolescenti, sogna la ragazzina che ha 2 anni, è una bambina, come molte volte, io ho 2 bambini di 14 anni, ma se le penso così, che gli si arrampica sulla spalla e nell'orecchio, come un topolino, gli dice devi ammazzarli tutti. E da lì il mio libro cambia, diventa più cattivo. Non è che lo sto raccontando. Già prima era buonissimo. Già prima era bruttissimo, cioè. Dopo diventa diversamente cattivo. Allora mi sono chiesto perché diavolo ho fatto sta storia qua? Per la prima volta in vita mia sono stato sgridato ad una presentazione, ma violentemente. Stavo facendo il firmacopia, arriva una signora, eravamo in Romagna, e mi fa: beh, ma si scrive una storia così? E io ho detto: signora, perché? Ma perché deve succedere così? Perché lui quando fa quello non fa quell'altra cosa? Vedi le scelte dei... E perché allora non gli dice così invece di dirgli così, che finiva molto meglio? E io gli ho detto: signora, non le è piaciuto? No, mi è piaciuto, voglio la firma. Ma si fa così? Allora, dopo ci ho pensato e ho capito, perché avevo bisogno di scardinare tutto, di scrivere, di starci così male che a un certo punto si scardina tutto, e quello che succede dopo nel mio libro, che non è così, se volete, tremendo, può essere, come dire, sinceramente cattivo. Cioè i personaggi possono fare sinceramente delle scelte che sono sbagliate, senza avere io la tentazione di fargli fare invece quella scelta giusta che va bene per il libro, per voi, ma non va bene per la storia. Questa cosa qui, dopo ci ho ripensato, a me è servita, perché a volte serve, no? Che prendi uno scossone e poi ricominci, perché adesso mi sento in grado nei prossimi libri di essere più sinceramente cattivo, che non vuol dire sbudello più persone di quelle che ho fatto fino adesso, ci mancherebbe, non è quello, ma di poter fare delle scelte che mi stiano veramente, insomma, che mi facciano pensare: ma si fa così, si fa? E purtroppo nella vita è così, però è questo quello che ho fatto, è diverso per quello, ci sono io, almeno nell'accensione, per la prima volta. Grazie. Beh, Alberto, sul rapporto con i lettori si può dire di tutto. A me è successo 2 cose di recente. Una sulla spiaggia di un tipo che mi ha guardato e ha fatto: sa che io non leggo scrittori viventi? Io gli ho detto: spero di essere proprio escluso dalla sua libreria. Un tempo lunghissimo. No, lui ha aggiunto, poi mi ha riconosciuto, ha detto: ah no, ma io non leggo giallisti viventi. Meglio, gli ho detto, guarda, lasci perdere proprio. E un'altra, la solita signora, perché le donne sono terribili, tanto leggono quasi soltanto ormai le donne, quindi il nostro è un pubblico di lettrici fondamentalmente. Me ne è venuta una con un libro con un'orecchietta e mi ha fatto: la vede questa orecchietta in questa pagina? Io già ero pronto a fare il gigione: ma signora, le orecchiette non si mettono ai libri? Ho detto: no, questa orecchietta vuol dire che qui ho capito chi era l'assassino. Guardi un po' la pagina, dico, insomma, pagina 50, troppo presto, la prossima volta sia più bravo. Quindi, come dire, diciamo, capito, a te ti ha rimproverato perché eri stato troppo duro, a me perché ero stato troppo superficiale, quindi non gli va mai bene. Allora abbiamo il tempo per un'ultima domanda e rivolgo la stessa domanda a entrambi. Abbiamo parlato dell'essere Dio e di verità, ecco. E che cos'è la verità in un romanzo noir, giallo, di true crime? Che verità andiamo a raccontare? Poi, allora... Vai. Allora, il rapporto con la verità, e poi Giancarlo lo sa meglio di me, io quando facevo Blu Notte, no, quei programmi lì, dovevo confrontarmici, perché un conto è la verità che tu scrivi nei romanzi, che come ho detto prima è la tua, ed è quella. Però attenzione, poi i personaggi si sviluppano nella testa del lettore, può diventare anche qualcos'altro, però è una roba che io vi consegno dicendo: per me è così. E invece la verità nella realtà c'ha tanti aggettivi di fianco, per quello dicevo, solo Dio conosce la verità assoluta, e nel romanzo sono io, va bene, ma fuori c'è la verità giudiziaria, c'è la verità del buonsenso, la verità storica, la verità politica, ci sono tante verità diverse.
E la verità giudiziaria è la più importante perché è quella che ti permette di dire una cosa senza finire in galera, cioè senza finire querelato, è passata in giudicato, in Cassazione, fine. Però poi esiste l'altra. Nei romanzi, secondo me, il mio rapporto che ho io con la verità è quello di seguire un personaggio con tutte le sue caratteristiche, le sue piccole contraddizioni, senza dovermi metterci io a decidere qual è la sua verità. Vi faccio un esempio, perché un romanzo che quello che vorrei scrivere adesso di romanzi, e per quello dico così posso essere cattivo lì dentro, è un romanzo ambientato nel 1930, forse sempre durante il periodo fascista, e ha a che fare con due poliziotti, che sono due poliziotti dell'Ovra, quindi si occupano di polizia politica, gestiscono i traditori, cioè gli informatori, no, dall'altra parte. E uno è molto irruento, grosso, eccetera, l'altro invece è giovane e più bello, e quello giovane più bello, posso dire perché proprio l'inizio, tradisce quello più grosso che pure è il suo amico e voglio dire superiore con la moglie. E quindi è un'opera, una cosa sul tradimento, va bene. Poi qual è la verità, secondo me, lì dentro? E io la vedo così, vedo uno di questi due, che a me sta antipatico, perché è il più cattivo dei due, il maresciallo dell'Ovra, Mazzarà si chiama. Lo chiamano Mazza, lui si fa chiamare Mazza, e lui ti dice di nome e di fatto. Quindi sto maschione brutto, cattivo, che picchia, lo chiamano le mazzate di Mazzarà, dicono, vedete com'è? Il quale ha questa moglie molto bella, della quale lui è innamorato perso. Però vedete, è questo qui, a me non mi piace questo personaggio qua, no? Non sono io, il mio commissario Marino, che è un personaggio completamente diverso, sarebbe il suo avversario, e io starei con Marino. Però qual è la verità di Mazzarà? A un certo punto voglio una scena in cui Mazzarà ha scoperto che la moglie lo tradisce. Allora vedete la verità, e si ritrova, lei è lì che dorme, un angelo, e lui è seduto di fianco, è notte, e la sta guardando. E che fa Mazzarà? Qual è la verità di Mazzarà? Allora, se dovessi seguire la mia verità, mi aspetto un femminicidio, cioè mi aspetto che la ammazzi, perché lui ci sta pensando. No, io seguo la verità di Mazzarà, il quale cosa fa ad un certo punto? Si alza, va in bagno, si avvolge la testa con l'asciugamano e piange come un bambino. Vedete, è un'altra cosa. Però attenzione, io voglio la verità di Mazzarà, non di nuovo la mia, di dire ma guarda poverino, sei un uomo anche te, un uomo nel senso di umano, non un uomo in quell'altro senso. E cosa fa Mazzarà? Se ne va lasciandola dormire e se ne va alla pensione dove l'Ovra, di solito agivano in pensioni, tiene il suo quartier generale, va giù di sotto e ammazza di botte un comunista che avevano arrestato. E il giorno dopo gli dicono che è successo, gli dice amico c'è stato un incidente. Ecco, allora questa per me è la verità. Io entro dentro le contraddizioni continue che il personaggio mi offre e che in quel momento lì qual è la verità? Sei cattivo, no la verità sei un poveretto, no la verità sei Posso raccontarvelo questo? Perché non è che anticipo niente, sono sicuro che mentre scriverò troverò una quarta verità di Mazzarà su questo rapporto qui, andrò avanti dal di lì, di verità in verità. Di sicuro è che quando ho scritto fine, quella è la verità. Come dicevano Napoleone e Lafayette, cani degli Aristogatti, con i quali noi abbiamo cresciuto i nostri figli, lo dico io quando è la fine. Dum, è la fine. Allora, io da quando frequento l'opera lirica ho una grandissima confusione nella relazione tra verità e illusione. Vi dico perché. Perché l'opera lirica è tutta finta. Proprio è l'apoteosi della finzione. Dentro questa finzione ci stanno i sentimenti veri. La vendetta, il risentimento, l'amore, c'è il dilemma di Mazzarà, no? C'è Otello e Desdemona, è il Tabarro o è Ernani o è Manrico, no? E dentro questa esagerata rappresentazione del finto, da questa esagerata rappresentazione del finto affiorano i moti autentici dell'animo umano. Infatti per uno scrittore il libretto d'opera e le sintesi drammaturgiche dei musicisti del grande melodramma italiano sono delle lezioni assolute, cioè da lì si impara a scrivere con i ritmi di una fiction scatenata, perché l'opera è violenta, non ha pudore, è meravigliosa, non ha correttezza, non ha niente, è spudorata.
ribaltiamo il ragionamento, viviamo nell'era dei social. Nell'era dei social tutti noi siamo protagonisti di qualcosa o ci mettiamo in prima linea, in prima fila a enfatizzare le nostre sensazioni, i nostri sentimenti. Ah, quanta autenticità pretendiamo di raccontare con i nostri balletti, con i nostri selfie, con le nostre... Tutte balle, sono tutte balle. Più noi inseguiamo l'autenticità e più siamo falsi. Più i nostri padri nel melodramma inseguivano la falsità e più erano autentici. Ecco, a questo gioco, che io poi forse inconsciamente avevo anche praticato anche prima, si ispirano i miei personaggi, per dire la verità dei miei personaggi e istante per istante la verità che io cerco costantemente, cercando di scrostare, proprio di gettare via questo muro di falsità ossessivo che ci avvolge. Se poi per raccontarla questa verità i modi sono quelli della rappresentazione, quindi dell'esaltazione del finto, allora vuol dire che il risultato è conseguito. Mi ispiro a Dumas. Dumas a un certo punto va a visitare Château d'If. A Château d'If è ambientato il Conte di Montecristo. C'è una vecchia custode e lui dice: vorrei vedere dove è seppellito Mirbeau, che era un grande rivoluzionario dell'89, e la custode gli risponde: io questo Mirbeau non l'ho mai sentito nominare, però se mi dai 10 franchi ti faccio vedere da dove è scappato il Conte di Montecristo. E allora dice Dumas: ho vinto io, perché la mia finzione è diventata la vera verità. Grazie. Allora, grazie a voi che siete qui stasera. La verità è che è stata una serata straordinaria. La verità è che Venice Noir è cominciato oggi, durerà fino a domenica, è cominciato benissimo e finirà ancora meglio, e vi invito a seguire... vi invito come dire, a informarvi, a seguire i prossimi appuntamenti in calendario. La verità è che ci sono i libri dei nostri ospiti in fondo sala e che loro sono disponibili a, come dire, come fece il poeta, a renderveli unici. Ringrazio l'Ateneo Veneto per l'ospitalità, ringrazio nuovamente tutti e tutte voi. Carlo Lucarelli, Giancarlo De Cataldo, Alberto Tosofei, spirito veneziano impareggiabile.